Per loro è proprio finito un incubo, mi hanno detto siamo veramente contenti perché per noi è finito un incubo, possiamo finalmente ricostruire la nostra dignità di fronte alle nostre comunità. 6 anni di calvario con addosso la pesante e terribile ombra di abusi sessuali, 6 anni durissimi nonostante la solidarietà dei fedeli e della diocesi di Treviso. Ora il capitolo che chiude la vicenda restituendo dignità e onorabilità a 2 sacerdoti. Perché il Tribunale di Padova ha accertato l'infondatezza delle accuse che colpirono Don Livio Buso e Don Paolo Carnio. A lanciarle, provocando un terremoto nel febbraio 2020, era stato Gianbruno Cecchin di Galliera Veneta, all'epoca 49enne, che denunciava di aver subito gli abusi dai 2 prelati 30 anni prima, quando, poco meno che ventenne, aveva frequentato il seminario vescovile di Treviso nel 1990. Una vicenda che deflagrò in tutto il Veneto, visto che Don Livio e Don Paolo erano volti molto noti. All'epoca l'uno parroco a San Martino di Lupari, dove si trova tuttora, l'altro monsignore al Duomo di San Donà, ora tornato a Treviso. I fedeli sotto shock, ma dalla loro parte, la diocesi compatta nel rigettare le accuse. In pochi giorni decine e decine di sacerdoti e laici sottoscrissero una lettera che ricordava la loro vita in seminario, ribaltando la versione dell'accusatore, che però continuava a ribadire la terribile storia, ma senza arrivare a nulla di concreto. Il signor Cecchin non ha portato una sola prova del fatto che i 2 sacerdoti lo avrebbero abusato mentre era in seminario. Non c'è una sola prova, quindi solo accuse, calunnie e diffamazioni. Però il danno all'immagine è stato enorme per i 2 sacerdoti e per questo noi abbiamo deciso di avviare avanti al Tribunale di Padova una causa risarcitoria per diffamazione, perché queste cose che sono state denunciate non erano mai accadute. E il Tribunale di Padova, con una sentenza di qualche settimana fa, ha riconosciuto la diffamazione e ha condannato il signor Cecchin a risarcire 50.000 euro per ciascuno i 2 sacerdoti. Insieme al riconoscimento della diffamazione, il Tribunale ha accertato anche la non attendibilità dell'accusatore, ricordando alcune qualifiche accademiche e attività di insegnamento che si era attribuito ma che l'università chiamata in causa ha smentito. È arrivata una parola di verità e giustizia, commenta in queste ore il vicario generale della diocesi, Monsignor Mauro Motterlini. Da parte nostra c'è stato fin da subito il respingimento di ogni accusa nei confronti dei 2 confratelli, 2 sacerdoti preparati e stimati. E ricorda come la diocesi ha preso seriamente a cuore la questione degli abusi, anche sulla spinta dell'impegno dei pontefici, da Benedetto XVI a Francesco fino a Leone XIV. Su indicazione del vescovo, Monsignor Michele Tomasi, infatti, ha istituito nel 2021 il Servizio Tutela Minori e Adulti Vulnerabili, che è costituito da un centro di ascolto e da un'attività di sensibilizzazione e formazione diffusa sul territorio. L'accusa, se ci pensate, è andata al cuore della vita personale di questi sacerdoti, perché accusare degli educatori di abusare sessualmente di una persona che era affidata alla loro cura, alla loro educazione, è la cosa più grave che si possa fare per un sacerdote. Questi 2 sacerdoti hanno vissuto anni veramente difficili, sono stati sostenuti dalle loro comunità, dalla diocesi, dal seminario, e questa sentenza ristabilisce la verità del loro onore.